facciamo l'incisione della pavoncella, adesso facciamo un decoro al piatto. Con la punteruola si incide il piatto e lo facciamo dei motivi di decoro. Poi lo coloriamo dei colori del paniere, verde, degli ossidi diluiti con l'acqua che dopo la cottura a 960 gradi diventano del vetro, vetrificati. Vediamo anche il giallo con ultimato il disegno, la colorazione del pavoncelle, si passa alla cottura, dove arriviamo a una temperatura di 940 gradi. Dopo finito, lavori ultimati, vengono gli smalti lucidi, quindi come vediamo un esempio di questa ciotola orlata con il disegno delle pavoncelle e la scritta, il paniere incisa. Dopo il disegno della pavoncella incisa nel piatto con la scritta al paniere, adesso questa è una cabina a spruzzo dove spruzzo il piatto di un colore, adesso ho utilizzato il colore rosso intorno al piatto. Il risultato del piatto spruzzato e dopo va in cottura. Questa è l'incisione sull'argilla, è un'incisione che viene praticata con delle stecche in ferro quando l'argilla è ancora morbida, non quando è essiccata. Quindi si fa un'incisione e si può fare il disegnino un po' come si vuole, ecco, a mente o a piacere. Se io ho fatto delle curvettine a C, però si possono fare altri disegni vari. Questa è un'altra incisione, fatta però non con la stecca ma con una forchetta, ruotando la forchetta a V escono i disegni. Il riccio è un po' moderno, fatto con un'incisione dalla pintadera da una parte e dall'altra, e poi abbiamo fatto delle righe con sempre si chiamano pivionis, questo qua. Questo è un pannello per una lastra cimiteriale. Sono piatti a rilievo che facciamo per i negozi di artigianato, ci propongono di fare le chiese, animali,
e sono degli stampi che facciamo interamente alla primo, è tutto fatto a mano, inciso, poi dopo si fa lo stampo in gesso e dopo si fanno le fette, premendo la fetta nel calco in gesso, dopo risulta il disegno. Adesso cerchiamo di farlo in maniera quasi uguale con le olive anche attaccate, quindi facciamo delle applicazioni sopra il piattino. Adesso con le dita facciamo l'oliva, adesso li facciamo delle piccole foglie. Sempre con le dita si modella, facciamo anche qui. Adesso si modellano le incisioni. E è fatto. Questo serve per la pinzimonio dell'olio. Adesso con questo ciotolino proviamo a applicarle delle spighe. Facciamo un segno per darci un riferimento. Adesso con le dita io dovrei fare i chicchi una per una. Uno. E via dicendo, si fa che sia i chicchi non siano troppo grandi, devono essere quasi allo stesso livello, stessa grandezza. Ecco, una, adesso facciamo l'altra, c'è un pochino più avanti della prima, così per dargli un po' di rilievo in movimento. Adesso li facciamo le foglie, adesso li facciamo le punte. La spiga è fatta, quindi viene messo ad asciugare, dopo 3 o 4 giorni verrà messa al forno, poi dopo verrà colorata con dei colori magari sul fondo di bianco, e poi dopo la spiga verrà colorata di giallo come in realtà. Adesso facciamo un'altra ciotolina, prendiamo e facciamo il mirto. Bene, il mirto c'ha delle fogliette piccole, facciamo vari rami, facciamo combaciare tutto insieme e facciamo i piccole palline, che dovrebbe essere il nostro mirto. Facciamo qua e là. Mirto di Sardegna.